Un altro messaggio, il responsabile della sicurezza aziendale è responsabile penalmente? È la domanda che volevo farle io, quindi cioè sostanzialmente chi è stato deputato come responsabile, no, anche col Covid, che responsabilità ha? Sì, allora nella domanda l'acronimo che ha utilizzato lo spettatore era RLS. Con quel termine si identifica il rappresentante dei lavoratori per la Ah, sicurezza, vabbè, ho che sbagliato è, io, sì. sì, sì, che è una figura che, come dice il termine, rappresenta i lavoratori. E diciamo che per definizione non ha alcuna responsabilità né potrebbe del resto far nulla per garantire la sicurezza dei lavoratori attivamente, se non viceversa attivarsi per andare a comunicare al datore di lavoro come rappresentante quelle che sono le esigenze dei lavoratori. Quindi Il se il rappresentante quindi non lavoratore... ha il rappresentante non ha nessuna responsabilità, ma non c'è il No, no, quindi responsabile della se... sicurezza in azienda? No, appunto, se invece ci riferiamo al responsabile della sicurezza, diciamo è automatico perché stiamo già dicendo nella parola stessa che essendo responsabile è anche responsabile delle conseguenze, quindi eventualmente è responsabile penalmente. Dopodiché, chi è responsabile della sicurezza in azienda? La norma di legge prevede che sia innanzitutto il datore di lavoro, Mm. ma poi potrebbe a cascata essere chiunque in qualche modo ha un obbligo di applicare misure di sicurezza o di identificare quelle che sono le misure di sicurezza e poi farle applicare per garantire e prevenire gli infortuni. Cioè, tradotto, anche il singolo lavoratore è responsabile della sicurezza, laddove, per esempio, come dicevamo prima, non rispetti le misure di sicurezza previste dal datore di lavoro. È un obbligo, per esempio, dei lavoratori appunto rispettare le misure di sicurezza. Naturalmente lo stesso discorso in modo molto più ampio vale per il datore di lavoro, il quale dovrà identificare le misure di sicurezza in base ai rischi presenti nell'azienda e poi far sì che le persone le rispettino. Quindi in azienda ci sono tanti soggetti che hanno questo onere di garantire la sicurezza dell'azienda, a partire dalla figura principale del datore di lavoro e poi a cascata verso tutti gli altri. Il datore di lavoro è tenuto a fornire tutti gli strumenti che possano in qualche modo consentire al lavoratore di lavorare in sicurezza, giusto? Certo, certo. Chiaro, non è il lavoratore che deve acquistare dispositivi di protezione o pensare alle misure, il lavoratore ha comunque l'obbligo di adattarsi, attuare le misure che il datore di lavoro ha previsto, mentre il datore di lavoro, come dicevo prima, le deve prevedere, deve fornire i mezzi, deve fornire le istruzioni, la formazione e quant'altro.